Allora, Talent Up ci ha dato diverse cose. È stato un percorso molto interessante sia dal punto di vista formativo che dal punto di vista degli incontri, della creazione di una community effettivamente di ragazzi che avevano un'idea e avevano delle competenze, ma avevano bisogno di effettivamente iniziare a mettere in atto dei processi. Talent Up ci ha aiutato a mettere questi processi in atto, metterli l'uno dietro l'altro e nel contempo ad incontrarci tutti, diciamo, sulla stessa strada, con obiettivi e idee diversi, ma appunto con voglia di fare, con voglia di immaginare delle imprese in Sardegna. Per We Are Shardana Talent Up è stato fondamentale, perché We Are Shardana non è l'idea che abbiamo portato a Talent Up. Io ho portato un'idea che aveva nome di 1+1=3 e Alessandro Petazzi, il mio attuale socio, un'altra idea che aveva nome di Zapadores.com. Erano due progetti che io e Alessandro non ci conoscevamo prima del Talent Up e ci siamo ritrovati nelle aule dell'Università di Nuoro a sviluppare due idee diverse e a renderci conto che forse se iniziavamo a lavorare insieme potevano completarsi e arricchirsi a vicenda. Quindi il percorso di Talent Up non solo ci ha continuato a dare degli strumenti per ragionare insieme, ma anche un banco di prova, perché effettivamente ci ha permesso di trascorrere un periodo di tempo insieme, tra prima Nuoro, poi Cagliari, poi San Francisco, poi Washington DC, dove queste due idee, che un tempo erano due, iniziavano a prendere sempre più forma, iniziavano ad avere un ambiente in cui crescere e completarsi sempre di più. Al ritorno da quello che è stato il primo esperimento poi di progettualità condivisa, quindi che ha portato ad un test di validazione in Giappone, siamo appunto ritornati in Sardegna e lì, consci di una serie di problemi o di opportunità che erano venute fuori dal test di validazione, abbiamo deciso che quel progetto doveva evolversi ulteriormente ed è lì che abbiamo incontrato il terzo componente del team, o meglio la terza componente del team, Cristina Cerina. Allora, la prima parte del percorso Talent Up si è svolta all'Università di Nuoro, in Sardegna. Ha riunito, forse eravamo quasi 50 ragazzi, per un mese. Ogni giorno venivamo sottoposti a delle lezioni, a dei brainstorming, a delle attività atte a farci ragionare sulla nostra idea di impresa. Questo periodo è stato fondamentale intanto per conoscerci, per effettivamente capire meglio che cosa avevamo creato con la nostra idea, ma anche per scoprire tutta la community. Lasciare infatti un gruppo di ragazzi per 30 giorni insieme a sviluppare questo genere di attività è un'azione di una potenza infinita, perché ci siamo scoperti, abbiamo scoperto che cosa facevano gli altri, ci siamo sentiti meno soli nei nostri percorsi e continuamente arricchiti dallo scambio. La seconda fase si è svolta poi a Cagliari, invece durata una settimana, con i ragazzi di Apply Consulting, che ci hanno portato a vedere le nostre cose da un punto di vista meno accademico e più vicino al mondo del lavoro. Ci hanno permesso di ragionare su altri aspetti di quelle che erano le nostre idee iniziali e cercare di tradurle un pochino sul mondo reale, insomma, sul contesto che vivevamo. A questa fase è seguita poi la fase all'estero, quindi un mese a San Francisco, allo US MEC, che è una sorta di luogo d'accesso per l'internazionalizzazione delle idee, che ci ha messo a confronto con imprenditori da tutto il mondo e con idee di impresa che erano nate appunto a San Francisco, ma di respiro assolutamente internazionale. Quindi ci ha portato a toccare con mano che cosa succede nella Silicon Valley e immaginare ancora una volta i nostri progetti e le nostre idee da una prospettiva più globale.
L'ultimo periodo è stato invece di 2 mesi alla Georgetown University di San Francisco e qui devo dire che abbiamo effettivamente quagliato, nel senso che è stato il momento in cui il business plan ha preso effettivamente forma, forte di tutti quelli che erano gli insegnamenti ricevuti lungo il percorso, gli incontri, gli stimoli. Siamo arrivati a concretizzare un pochino quelle che erano le nostre idee e metterle per iscritto nero su bianco e trasformarle in quello che poi voleva essere il nostro primo test sul mercato. Sì, in realtà io e Alessandro non siamo mai tornati, cioè terminato il percorso a Washington DC, ci siamo incontrati, abbiamo effettivamente iniziato a lavorare insieme proprio nei 2 mesi a Washington e io avevo aperto una possibilità in Giappone che prevedeva una prima opera di internazionalizzazione basata sulla cultura, con al centro il Macbeth, quindi uno spettacolo premio Ubu in Italia, produzione di Sardegna Teatro. Quale occasione migliore per parlare della Sardegna all'estero, per raccontare quel micromondo di cultura, enogastronomia, artigianato direttamente dall'isola. Quindi quello che è successo è che nella progettazione di questo percorso ho incontrato Alessandro e abbiamo iniziato a lavorare attivamente insieme a Washington e da lì, terminato il Talent Up, abbiamo fatto un volo diretto un volo non troppo diretto visti gli scali da New York a Tokyo. Quindi un viaggio molto, molto lungo e all'avventura proprio per la scoperta del mercato. Qui avevamo con noi anche lo chef Francesco Nanu del Rifugio, con cui abbiamo operato appunto questa prima scoperta del mercato e cercato di calare la nostra idea, che è piaciuta e ci ha portato a sviluppare, dopo 2 settimane a Tokyo, finalmente ritornare in Sardegna, forti di poter mettere in atto il nostro primo test e pronti a ripartire per il Giappone tra agosto e ottobre. Quindi questo percorso è stato appunto la validazione di quella che era l'idea iniziale, ossia l'internazionalizzazione dei prodotti a partire dalle tipicità locali, dove nel primo caso appunto sull'internazionalizzazione verso i mercati asiatici si ritornava a 1+1+3, sul focus sui prodotti locali dell'isola e la qualità che delle nostre eccellenze nostrane a Zappadores, e il progetto in Giappone si è quindi evoluto anche nel nome. Non era più 1+1+3, non era più zappadores.com, era invece 1+1+3 Creating Bridges. Quindi proprio l'idea di creare ponti virtuali, tra la Sardegna e i mercati internazionali. In Giappone quello che è emerso è che c'era un fortissimo interesse sia su quello che è il prodotto culturale che l'isola ha da offrire, che sul prodotto enogastronomico e artigianale. Chiunque passava da noi poi intanto scopriva che la Sardegna è un'isola nel Mediterraneo, cosa non banale per gli altri paesi, specie così lontani. E una volta che la localizzava e scopriva un po' quella che era la cultura, i sapori e i saperi dell'isola, la domanda era: bene, adesso voglio andarci, come faccio? Ma il vino che mi hai fatto assaggiare qui oggi, come lo ritrovo in Sardegna? E partendo da questo interrogativo ci siamo resi conto che avevamo bisogno di creare la nostra rete di eccellenze con cui lavorare sui mercati. Avevamo bisogno di creare effettivamente quell'insieme di realtà nell'ambito della cultura, dei sapori e dei saperi, ancora una volta, ma anche sull'isola, dare dei riferimenti chiari ai viaggiatori o alle imprese interessate a muoversi verso l'isola,
perché potessero appunto trovare poi una corrispondenza, un modo di incontrarsi e di vendere i loro prodotti. Quindi da ottobre 2020 abbiamo invertito totalmente la rotta e siamo ritornati alla casa base. Dopo un po' di scoperta del mondo e di test internazionali, abbiamo iniziato a creare la nostra rosa di eccellenze, a capire quali fossero le imprese veramente rappresentative dell'isola, sotto quali aspetti, che cosa corrispondesse all'identità dei nostri territori. E lì il percorso si è arricchito del terzo attuale componente del team, ovvero Cristina Cerina. L'idea si è evoluta totalmente e ha creato quello che è il nucleo attuale di We Are Shardana, quindi l'impresa che poi abbiamo costituito a maggio 2020. Quest'idea parte appunto dalla considerazione di una rosa di eccellenze, della loro digitalizzazione, quindi queste imprese che purtroppo spesso non esistono nel mondo virtuale iniziano ad avere effettivamente una loro rappresentanza all'interno della piattaforma We Are Shardana. Ogni impresa è raccontata in dettaglio, quindi attraverso i contenuti grafici e uno storytelling condiviso insomma per tutte le imprese, una buona indicizzazione SEO, tutti quelli che sono gli elementi necessari alla visibilità di queste realtà online e alla loro accessibilità da parte degli interessati. Quindi abbiamo creato un'unica piattaforma dove luoghi della cultura come i musei, i parchi archeologici, le gallerie incontrano le botteghe artigiane, la lavorazione del ferro, della ceramica, dell'oro e l'enogastronomia, dalle piccole produzioni locali di vini, formaggi, alla ristorazione, agli agriturismo. E abbiamo digitalizzato una nuova mappa del territorio della Barbagia, dove queste realtà non solo esistono, ma esistono insieme, come effettivamente attrattori rappresentanti di un territorio. Tutte queste realtà sono unite tra loro da un pass, il We Are Shardana Pass, una card che permette di avere accesso alla guida del territorio composta sotto gli occhi dei locali, perché ogni luogo è stato consigliato dai locali, ogni luogo all'interno della guida We Are Shardana è un luogo selezionato dai locali, segnalatoci dai locali, che abbiamo visitato personalmente e che abbiamo capito essere veramente una piccola perla, insomma, da dover raccontare. E tutte queste piccole perle che hanno creato effettivamente una catena, un filo di rappresentanza di quelle che sono le eccellenze dell'isola. E sono accessibili grazie a un pass, grazie a una guida, grazie a una mappa, a chiunque, finalmente, nel mondo virtuale e nel mondo reale, con dei riferimenti precisi. È una scontistica per quanti appunto acquistano la guida. Credo che nel nostro caso si possa parlare da un lato di innovazione di processo, ossia creazione di una community che non ragiona più a settori e a blocchi, ma che ragiona d'insieme, facendosi forte della condivisione di competenze e realtà differenti riunite dentro un unico bacino. L'idea e la vision dell'1+1=3 resta assolutamente alla base della nostra progettazione, della nostra progettualità. Il modello che stiamo creando vuole essere la rappresentanza di appunto cultura, sapori, saperi, natura, vuole far comunicare queste aziende nelle loro progettualità, perché insieme si è molto più forti e molto più capaci di rappresentare un'isola. Dall'altro lato c'è anche una fortissima innovazione tecnologica, nel senso che abbiamo creato una piattaforma dove il visitatore accede ad una mappa e ad una guida virtuale con delle specifiche molto interessanti. Cioè, il viaggiatore ha effettivamente una mappa dove ogni luogo è segnalato e si muove
nello spazio, prendendo coscienza dei luoghi, della distanza, del come arrivarci e nel contempo delle informazioni. E a tutto questo sarà legato diciamo, tutto ciò che sarà poi calendario eventi, e già continuiamo a pensare anche all'e-commerce e a tutto ciò che deriverà verso la spinta internazionale che comunque questo progetto non dimentica. We Are Shardana guarda al mondo, non è un percorso o un progetto che nasce in Sardegna per restare in Sardegna, è un progetto che nasce in Sardegna per rendere accessibile la Sardegna al mondo e nel contempo per costruire dialoghi che portino la Sardegna fuori dai confini dell'isola. La visione internazionale di questo progetto è sempre viva, vuole effettivamente rendere accessibili dei luoghi nell'ottica di poter sempre di più dialogare con gli altri paesi del mondo, le altre culture, le altre diciamo progetti anche a noi affini, anche altre imprese che lavorano in questa modalità, e nel contempo vuole però aprirsi al mondo, cioè creare, una volta che abbiamo effettivamente creato la nostra rosa di eccellenze e la nostra community, perché siamo We Are Shardana, ok? L'idea è partire tutti insieme e sviluppare dei progetti di internazionalizzazione che aprano nuove possibilità alle nostre imprese sui mercati internazionali. Innovazione è incontro fra cose che apparentemente sembrano distanti, ma che insieme possono sviluppare nuove progettualità, nuove visioni. Per me diciamo, il significato più profondo di innovazione è quello dell'incontro fra pensieri, culture, idee, lo scambio che genera quel 3 appunto da un'operazione che altrimenti sarebbe logica. Nel corso della storia, insomma, abbiamo visto che cosa è successo quando culture diverse si sono incontrate. A volte c'è stato ovviamente il disastro più totale. Questi incontri sono sfociati in tensioni e giochi di potere. Altre volte invece hanno portato effettivamente ad un arricchimento reciproco. Ed è questa la parte, insomma, che ritengo più interessante. Innovazione significa aprirsi, significa crescere, significa arrivare ad una situazione di stress, di crisi e superarla. C'è una parola cinese che mi piace tantissimo, è la parola crisi. Si compone di 2 caratteri, Wei e Ji. Il primo significa pericolo, il secondo significa opportunità. Stiamo vivendo in un momento che ci pone tutti fortemente in crisi e ci porta a rivalutare, riconsiderare le nostre vite, i nostri modi di vivere, i nostri modi di lavorare. Se siamo in grado di trasformare questo pericolo in un'opportunità, saremo in grado di riorganizzare le nostre vite in maniera innovativa. La stessa cosa, cioè lo stesso tipo di ragionamento applico all'innovazione in termini di appunto creazione di impresa, start-up e tutto questo mondo bellissimo che ha questa libertà di pensiero. Quello che trovo difficile nel fare innovazione in Sardegna è riuscire a come dire, condividere questo tipo di apertura, perché chiaramente fa paura cambiare. Il cambiamento implica appunto un pericolo, non solo un'opportunità. Quindi c'è molta resistenza al cambiamento e molta, come dire, si preferisce una situazione di stabilità, seppure precaria, che effettivamente mettersi in gioco, rischiare e vedere che cosa succede. Ci sono tante realtà in Sardegna che stanno facendo innovazione e
con cui è bello incontrarsi, dialogare e scambiare. Ci sono tante altre realtà che poi sono il mondo vicino a We Are Shardana, con cui stiamo iniziando questi ragionamenti. E ovviamente c'è bisogno di un percorso, c'è bisogno di un processo che stiamo creando piano piano, giornalmente, e abbiamo già insomma delle risposte molto positive a riguardo. Quindi fare innovazione in Sardegna è possibile. Bisogna capire però il contesto in cui si opera, rispettarlo, rispettarne anche i tempi e aggiungere piano piano nuove leve di curiosità che trasformino quel senso di paura in curiosità e scoperta. Ecco, questo è il senso. Allora, la Sardegna che vorrei e che immagino nel futuro è una Sardegna più consapevole delle sue risorse e pronta a metterle a sistema, pronta a credere nelle competenze dei giovani e dei meno giovani locali, ma che effettivamente concorrono allo sviluppo di progettualità nuove, innovative, che non hanno paura di mettersi in gioco e che trovano finalmente spazio all'interno della nostra isola per sviluppare progetti di valore, non solo che arricchiscano, ma che proprio portino valore all'isola.